era bellissimo, non erano tutti quei boschi che sono adesso. Qui era tutto libero, tutto, si falciava tutto, pieno di mucche e pieno di gente. Qui per noi era spensierata perché avevamo tutta la borgata a disposizione, tutti i prati da poter correre tutto il giorno, per cui meglio di così. Mi chiamano custode Praforte. Non lo so il perché. Non so se mi chiamano perché sono sempre venuto o per rabbia perché sono sempre qua su. Questo non lo so. Sono arrivati qui 20 carabinieri, un po' di militari, camion militari, sono andati dentro, hanno tirato fuori tutto quanto dalle camere e bisognava andare. Un camion di carabinieri. Sì, per, per 4 persone innocue che non facevano niente. E quel capitano, che poi non l'ho più visto, era un capitano dei carabinieri, mi ha detto fuori, fuori, fuori. E io ho tirato giù, avevo il fucile da caccia dietro la porta, gliel'ho messo sul stomaco. Bortolosi io lo posso mettere dentro subito. E io gli ho risposto, se io tiro qui, lo metto dentro prima lei. Ma non l'ho più visto quel capitano là. Io mi ricordo solo che, cioè, io non sapevo quando dovevamo andare via, mi ricordo solo che abbiamo visto le camionette dei carabinieri arrivare, no, anche perché dopo da qui ci hanno portato giù le robe che avevamo in casa con un camioncino. Dopo laggiù ci siamo fatti prestare un carretto e abbiamo trasportato tutto a mano da una casa all'altra. Cioè abbiamo fatto 3 traslochi praticamente per andare nelle case nuove. Per cui un calvario praticamente. Andare laggiù, me mi hanno buttato dentro in un albergo dismesso, vecchio, che pioveva dentro con tutti i bambini per 2 anni e poi un altro anno in un'altra casa, aspettando che facessero queste case. Fatte le case, a me non mi hanno assegnato la casa. Non so perché. Quando ero bambino mi ricordo che si guardava gli aerei che facevano le picchiate, che sparavano sul poligono, si le vedeva da qua, che lanciavano. O le bombe sì, che sparavano dal tagliamento, quelle erano quasi ogni giorno che sparavano. Le sentivi a fischiare sopra. E i militari sulla strada che venivano su anche in colonna, venivano su a piedi da Travesio, andavano su, anche coi muli. Però la colpa era l'esercito, il poligono, perché noi ci dava fastidio nella strada, era l'unica strada che purtroppo loro venivano su e giù con tutti i mezzi e noi non potevano bloccarci. Noi si doveva andare giù e ritornare. E allora si dava fastidio. Allora hanno pensato bene,
di mettere che qui Frana, tramite la regione, l'esercito e il comune che voleva vendere, ha messo che qui Frana. E così che siamo andati giù e non abbiamo potuto fare niente. C'era stata una frana negli anni 50 giù sotto, ma abbastanza un po' più in basso, una piccola frana, diciamo. Il discorso dei militari dopo il Vajont nel 63 penso che abbia aiutato un po' anche quello che i sindaci non volevano avere responsabilità, per cui... Perché purtroppo la legge dice che un padre non può essere responsabile dei figli in una calamità così, una calamità naturale. Non posso rispondere io per i figli. E allora avevo solo io i figli, allora via io e gli altri sono rimasti qua su. Sono andati giù quando gli è andato comodo. Sono andati, hanno trovato case all'infuori di Paludea. Fin quando ero giovane non sono tornato poche volte, diciamo. Dopo sposato, dopo aver cominciato ad avere più voglia di ritornare, anche perché mi accorgevo che mi mancava qualcosa, diciamo. Per cui venivo ogni tanto a dare una mano e sono tornato più spesso dopo. Sempre venuto su, mai smesso, mai. Volevano farmi andare via di qua, ma io non ho mai ceduto, mai. Appena andato giù, quando ho voluto spostarmi di questo albergo a un'altra casa, io ero venuto su, ho ripulito la casa e gli ho detto domani ritorno su. Sono venuti sindaci e tutti per farmi star calmo, promesse, 50 promesse e poi mantenimento niente. Ho dovuto sempre arrangiarmi. Qui bisogna tenere pulito, anche se non è di nostro, non c'è quasi niente, però falciare 3-4 volte all'anno è un lavorone. È una soddisfazione dopo vedere ancora un po' il territorio un po' com'era, diciamo, fin quando si può dopo. Quelli che rimarranno vedremo. Tra acqua piovana, piccole sorgenti, si combina, diciamo, la corrente, un po' di fotovoltaico e sei a posto, basterebbe cambiare il piano regolatore. Si potrebbe vivere qui, c'è tutto qui. Si mettessero in testa che Praforte era la borgata meglio di Castelnuovo e forse la più numerosa. Quelli che abitavano giù di là hanno vissuto bene, hanno vissuto perché quella montagna lassù gli ha dato sempre da mangiare, altrimenti laggiù non c'era niente. Se non ci sarà un altro che segue le nostre impronte, non lo so. Sì. Io lo faccio perché mi piace farlo e sono contento di farlo, però poi bisognerà vedere. Fin quando posso lavorare, sì, sarò qui. Per cui... No, ho sempre detto, voglio morire qua su. Quando mi tocca devo morire qua su. Se arrivo a venire su, se non arrivo, pazienza, mi porteranno.